Siamo nel IX secolo a.C. Didone, regina di Tiro, antica città della Fenicia nel Libano meridionale, è la moglie di Sicheo, il quale fu ucciso dal fratello Pigmalione. Pigmalione scacciò la regina Didone, la quale si rifugiò sulle coste africane, dove pensò di comprare alle re Iarbas una terra per potersi stabilire con il suo popolo. Il re, non volendo concedergliela, gli assegnò in segno di scherno tanta terra quanta ne potesse circondare con la pelle di bue. L'astuta Didone fece tagliare la pelle di bue in fini lamelle, da poter formare una corda che misurava tra i 1000 e i 2000 metri. Con questa lunghissima corda, Didone delimitò una superficie che misurava tra i 10 e i 20 ettari. Così formò la città di Cartagine.